Far partecipare maggiormente i lavoratori al processo decisionale delle imprese, un sogno che è già realtà in alcune grandi aziende come la multinazionale vicentina Manfrotto Videndum, nel cui accordo integrativo è stato inserito un comitato strategico partecipativo, il gruppo Banca Etica di Padova, che ha attivato il diritto di tutti i soci e soci a partecipare all'assemblea che elegge anche il coordinamento dei soci lavoratori, Luxottica di Belluno, azienda leader dell'occhialeria, dove la partecipazione azionaria dei lavoratori è stata disciplinata nella contrattazione di secondo livello, Cooperativa Fonderia Dante, esempio eccellente di workers buyout, ovvero un meccanismo attraverso il quale i lavoratori di un'impresa di fronte a crisi aziendali si costituiscono in cooperativa acquisendo la società preesistente. È uno scenario che il sindacato intende promuovere e per questo CISL ha avviato una raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare che vada in questa direzione. Questo secondo noi è il momento giusto per una riforma radicale del funzionamento del sistema delle imprese e anche del sistema delle relazioni industriali, e proprio per questo motivo abbiamo deciso di lanciare questa proposta di legge per regolamentare, sulla base di quello che dice la nostra Costituzione, la partecipazione attiva dei lavoratori e delle lavoratrici alla gestione delle loro imprese. Parliamo di partecipazione gestionale, ritenendo che sia arrivato il tempo perché i rappresentanti dei lavoratori entrino nei consigli di amministrazione. Parliamo di partecipazione finanziaria, quindi l'ingresso nel capitale delle imprese dei lavoratori e la distribuzione agli utili, degli utili ai lavoratori. Parliamo di partecipazione organizzativa, cioè di decidere insieme come può funzionare l'impresa e anche come si può innovare i processi produttivi. Parliamo di partecipazione consultiva, cioè del diritto dei lavoratori di essere informati e consultati preventivamente rispetto alle scelte strategiche delle imprese. Ecco, secondo noi l'Italia deve affrontare questo grande cambiamento con una ambizione di cambiare fortemente il rapporto fra capitale e lavoro. Dopo il Covid il lavoro è cambiato, non sempre in meglio, ci sono fragilità anche in una fase di crescita e servono strumenti nuovi. Un cambiamento di questo tipo, l'introduzione della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese, porterà sicuramente dei vantaggi ai lavoratori, perché partecipare alle decisioni vuol dire evitare forme di lavoro non dignitose e tutelare la qualità del lavoro, ma sarà un vantaggio anche per le imprese, perché i lavoratori più coinvolti, più responsabilizzati nelle scelte, permetteranno anche alle aziende di funzionare meglio. La raccolta delle firme è già partita, in gioco c'è anche un nuovo modo di rappresentare i lavoratori e di intendere il diritto al lavoro. Servono 50.000 firme minimo per presentare in Parlamento la proposta di legge. Naturalmente la nostra ambizione è di raccoglierne molte di più anche in Veneto, e quindi parte proprio in questi giorni una campagna capillare di informazione, di coinvolgimento e di raccolta firme per dare più potere ai lavoratori nella gestione delle imprese.